hanno appena annunciato che il test è perfettamente riuscito. Vedete alle mie spalle si sono alzate queste paratoie, qui ci troviamo dalla parte di San Nicolò. Per la prima volta il sistema di 78 dighe mobili è entrato in funzione alle tre bocche di porto del Lido di Venezia, separando la laguna dal mare. Ed è stato proprio il premier Conte a premere il bottone per dare il via al test. Questa non è una cerimonia di inaugurazione, quindi lo chiariamo. Noi siamo qui per un test, quindi non siamo per una passerella, siamo per un test che il governo, come ha già fatto, è stato ricordato in precedenza, vuole toccare con mano e verificare l'andamento dei lavori. Conte ha evidenziato come le operazioni siano state accelerate dopo la qualta eccezionale dello scorso 12 novembre, aggiungendo che ci saranno importanti risultati già a partire dal prossimo inverno. Questo mose va completato e dobbiamo fare in modo che non abbiamo altri strumenti, che il prossimo autunno inverno ci sia uno strumento di salvaguardia. Oggi quindi noi siamo qui augurandoci che questo strumento quest'opera possa funzionare e possa rispondere all'obiettivo per cui è stata progettata. Noi non potevamo mancare oggi, anche per la coerenza di quella sera del 12 di novembre, di quello che abbiamo detto, di quello che abbiamo condiviso. C'era il Presidente del Consiglio, non c'era solo un ministro di campagna come me, ma c'era il Presidente del Consiglio quella sera. Ci siamo presi degli impegni e in una giornata molto più bella, no? Anche in una giornata dove possiamo respirare a 1 metro di distanza senza mascherina, con un inverno alle spalle drammatico, anche per il Veneto, soprattutto per il Veneto, come per le zone dove vivo io, ci possiamo dire che molte di quelle cose, nonostante questo inverno, molti di quegli impegni pubblici e privati, Sindaco, sono stati mantenuti. Presenti questa mattina insieme al Premier il ministro ai trasporti De Micheli, il commissario Spitz che ha aperto la giornata, il provveditore Zincone, il sindaco Brugnaro e il presidente Zaia che ha fatto una precisa richiesta. Se lei, Presidente del Consiglio, volesse veramente fare un grande dono al Veneto, potrebbe rivedere una scelta infelice, improvvida del governo Renzi del 13 giugno del 2014, esattamente 13, 4, 6, esattamente 9 giorni dopo gli arresti del Mose. Il governo Renzi in quell'occasione, il 13 giugno, ha decretato la fine del magistrato alle acque, nato nel 1501 in questa Repubblica. Io direi che è ora di ripristinare questo ragionamento, di portarlo avanti e di dare la gestione al comune, perché penso che sia l'occasione migliore. Qualcuno dice ma è questa volontà di portare a casa, no, penso che se c'è la quarta è giusto che il sindaco risponda ai cittadini.